Il Consiglio regionale ha finalmente preso una posizione chiara rispetto al progetto di riqualificazione ambientale del corso del fiume Marzenego-Osellino in zona di Mestre. In particolare, dopo più di 10 anni che il progetto era stato avviato, oggi si è deciso di dare una rimodulazione per stralci di questo progetto in modo tale che l'importo complessivo dei 28 milioni venga spacchettato in più anni e quindi reso finalmente finanziabile dal bilancio regionale. Questa rimodulazione dovrà essere concordata con i vari portatori di interessi e quindi in primis il Comune di Venezia, le municipalità e poi soprattutto le associazioni dei cittadini che usufruiscono del corso di questo fiume, importante dal punto di vista naturalistico, ambientale, ma anche e soprattutto per la salvaguardia idraulica di questo territorio che negli anni scorsi abbiamo visto purtroppo protagonista di allagamenti, inondazioni che hanno portato dei danni non indifferenti. Ci auguriamo che già da quest'anno con gli spazi finanziari del bilancio possa essere reso disponibile qualche milione di euro intanto per avviare la prassi progettuale, gli espropri e poi per i prossimi anni appunto gli stralci funzionali che vedranno la restituzione alla città di un corso importante soprattutto per la fruibilità dei cittadini e la sicurezza del territorio.